Siamo in piena campagna di semina, parleremo di questo, quindi in questo momento stanno seminando barbabietole da zucchero, però presto ci saranno altri prodotti che comunque devono essere messi a dimora. Parliamo di questo argomento con dei tecnici, con degli esperti. Sono in compagnia di Luca Vallone, che è direttore dell'APIMA, l'associazione dei contoterzisti, degli agromeccanici, in questo caso della provincia di Modena, e di Stefano Zoboli, che è un agromeccanico. Semine iniziate, quest'anno insomma gli investimenti culturali sono un po' diversi rispetto allo scorso anno perché il mercato è cambiato, quindi anche l'agricoltore investe a seconda anche di quello che possono essere le prospettive economiche. Ma parliamo anche dei mezzi che vengono utilizzati in questo senso per la semina, quindi c'è una grande tecnologia, c'è l'uso del satellite, c'è un'agricoltura 4.0. Cosa sta avvenendo in questo settore, direttore? Sì, questo settore è sempre stato molto attento alle nuove tecnologie, alle nuove tecniche di lavorazione dei campi, ma in questi ultimi mesi c'è stata una forte accelerazione nel rinnovamento del parco macchine, anche nell'aggiornamento e nell'aumento delle potenzialità di lavorazione. Con il progetto anche del governo di transizione digitale di Industria 4.0, i nostri agromeccanici posso dire che sono una punta d'eccellenza nel nostro paese, perché sempre attenti come sono alle innovazioni tecnologiche hanno colto anche questa occasione per fare un ulteriore salto in avanti. Quindi Industria 4.0, Agricoltura 4.0 significa poi in maniera pratica anche per il consumatore finale avere a disposizione un prodotto che ha bisogno di meno trattamenti chimici, più naturale, più vicino, prodotto più vicino a casa, e consentendo anche a tutto il settore di poter far fronte al mercato con condizioni sempre ottimali. Facciamo un esempio: l'uso del satellite ormai è entrato così in modo prepotente insomma, nell'utilizzo, no, dei contoterzisti ma anche degli agricoltori in generale. Col satellite cosa si riesce a fare? Col satellite si riesce a fare una mappatura precisa delle aree da coltivare, da trattare. A seconda dei trattamenti da fare, a seconda del periodo dell'anno, si decide quanto trattamento eseguire, e si riesce a fare appunto una programmazione quasi al centimetro quadrato. Gli agricoltori sono abituati a ragionare per ettaro, per biolca, magari qualcuno con qualche anno in più. Con la tecnologia satellitare si ragiona anche di lavorazioni al centimetro, al metro quadrato, perché ogni parte del terreno, pur all'interno dello stesso ettaro, presenta caratteristiche differenti. E il fatto di poter avere una mappatura dall'alto significa poter avere una lavorazione più efficiente, e questo porta sempre, come dicevo prima, a un minor consumo di altri trattamenti, ma soprattutto con un maggior uso di elementi naturali, quindi sempre questo per andare incontro verso a un'agricoltura più sana. È quella che viene chiamata agricoltura di precisione. Esattamente. Bene, poi siamo partiti dai cereali, siamo partiti perché quest'anno insomma c'è un piccolo cambio insomma di rotta rispetto a quello che avveniva negli anni scorsi. La soia è aumentata di prezzo, il mais anche, e quindi insomma anche gli agricoltori insomma si stanno orientando su alcune referenze rispetto agli anni scorsi, quantomeno in termini di superficie. Ne parliamo adesso con Stefano Zoboli. Allora, cosa cambia quest'anno rispetto agli investimenti culturali a cui stanno andando incontro i produttori? Allora, dalle notizie che abbiamo adesso con i nostri clienti vedo che sta calando ad esempio il sorgo, sta crescendo il mais e la soia. È inutile, e un po' gli investimenti sono molto legati alla Borsa di Bologna. Gli agricoltori in base all'annata prima si regolano per l'annata dopo. Quindi ovviamente se il prezzo è più alto di un prodotto spingono di più nelle semine su questo, insomma, invece calano invece quello che magari dà meno prospettive economiche. L'agricoltore secondo me non ha ancora ben capito che il concetto dell'anno prima non è legato all'anno dopo. In un'economia mondiale come siamo adesso credo che alla fine sia più un fattore di fortuna che basandoci sull'anno prima del bollettino, sperando che l'anno dopo vada uguale. Quindi in sostanza noi adesso abbiamo una situazione che può cambiare
sto parlando di mercato, quando saremo qua in autunno, magari a raccolto avvenuto, quindi il rischio è che magari non ci siano le stesse quotazioni, però comunque è un'indicazione. Sì, è un'indicazione che tutti noi, poi anche noi, usiamo, che però non è detta che sia legata alla verità. Come mai c'è stato questo cambiamento, cioè quindi più soia, più mais rispetto ad altri prodotti, al di là del mercato che è un mercato diciamo più sostenuto in termini di tonnellate e di prezzo a tonnellata? Ci sono altri fattori che hanno portato a far salire il prezzo dei cereali? Penso che questa risposta possa dare un qualche economista a livello mondiale, non sicuramente io, però credo che sia legato molto alla pandemia e credo che sia anche legato alle speculazioni che fanno i grandi commercianti nel mondo. Quindi ci sono magari scorte che sono esaurite oppure qualcuno ha fatto tanta scorta e questo condiziona un po' il mercato. Sicuramente sì. Ci sono settori in cui la precisione nella distribuzione di prodotti, lo dicevamo prima, è molto importante, come quella della distribuzione dei concimi. Noi ci trasferiamo in un appessamento non molto distante da qua perché vediamo adesso un altro sistema di localizzazione di un concime organico naturale, in questo caso direttamente in campo. Stefano, abbiamo quindi parlato di un'agricoltura avanzata che ha un forte utilizzo anche della tecnologia ma anche del sistema satellitare, perché aiuta gli agricoltori. In questo caso è un'operazione agronomica, viene fatta in questo periodo sul grano ed è una concimazione con concime organico, con una distribuzione che viene controllata da una centralina e quindi distribuisce il prodotto, in questo caso un digestato, quindi è un liquame che è stato trattato e che viene distribuito in modo razionale. In che modo, Stefano? Ma viene distribuito tramite, come hai detto tu prima, una centralina che calcolando la velocità del trattore, noi avendo impostato la quantità di digestato che va per ettaro, lui in base alla velocità del trattore rallenta e cresce la fuoriuscita del digestato e dà una distribuzione omogenea. Quindi questo è un prodotto che già dall'allevamento, dalla stalla esce già pretrattato e quindi è un ottimo concime. Qui in questo caso non vengono utilizzati concimi chimici perché comunque è tutto un prodotto organico, naturale. Questo è un prodotto che esce dalla stalla, va dentro un digestore. Il digestore, diciamo, che toglie, come si sente un po' adesso, gli odori e va in campagna. Noi qui credo che non useremo chimica, l'anno scorso siamo riusciti a non usare la chimica. Stefano, la distribuzione del liquame va fatta in determinati periodi ed è regolamentata, quindi in questo caso è già possibile farlo, almeno in questo periodo. Sì, in questo periodo è possibile farlo, l'ASL dà lei la tabella di quando apre e quando chiude gli spandimenti, bisogna stare 48 ore almeno da un evento atmosferico, da una pioggia non si può andare in campagna, ma quando l'ASL dà il permesso, come da lunedì, si può fare gli spandimenti in campagna. Questa è una distribuzione superficiale perché, lo dicevamo prima, è un prodotto già trattato e quindi ha un odore anche più basso rispetto al liquame tal quale, però ci sono altre tecniche che consentono l'interramento. Questo vuol dire anche un'attrezzatura specifica e anche un impegno di potenza diverso. Qui c'è una cultura in atto e l'ASL permette nelle culture in atto di fare non l'interramento, di darlo superficialmente. Mentre invece quando lo faremo sulle stoppie, sulle non culture in atto, abbiamo una dischiera che interra e non si sente e non si vede neanche nessun prodotto in superficie. Allora Luca, possiamo dire che questo è un esempio di agricoltura 4.0?
Esattamente, questo è un esempio di quanto i nostri agromeccanici, in particolare quelli della provincia di Modena, stanno applicando la digitalizzazione nelle lavorazioni e in questo caso in un campo agricolo. I nostri agromeccanici in Italia sono tra i primi ad aver abbracciato questa nuova tecnica di lavorazione, anche grazie agli incentivi che vengono dal livello centrale, ma soprattutto grazie al loro impegno che non cessa mai, anzi sono sempre pronti ad abbracciare cose nuove. Quindi insomma è un investimento importante per l'ambiente, è un investimento importante anche per gli agromeccanici che comunque sebbene ci siano dei aiuti, dei supporti, però sono tenuti a esborsi importanti. Esattamente, perché non dimentichiamo che sono imprese, quindi a fronte di ogni investimento deve esserci un ritorno economico. I nostri agromeccanici hanno una storia imprenditoriale di decenni, quindi sono imprenditori oculati dal punto di vista degli investimenti, ma non dimenticano mai di guardare in avanti, e questo è un esempio. L'industria 4.0, la transizione digitale, fa proprio parte del loro DNA. Bene, grazie a Luca Vallone, grazie anche a Stefano Zoboli. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci ritroviamo tra un po'.